senti un Sì. po'. Dunque, volevo presentarvi il dottor Stefano Biella. Presentaci, sì. È un giornalista, in questo momento scrive per il Corriere delle Alpi, di Belluno, per il Mattino di Padova. Lui dove si trova in questo momento? Facciamolo vedere la cartina, perché lui è al limite estremo del Veneto, a Campolongo di Cadore. Io ho mandato una cartina. Sì, adesso tra un po' te la fa vedere. Tra un po' te la fa vedere. Intanto parliamo con il dottor Stefano. Sì, allora Stefano, tu sei un consulente di comunicazione. Sì. Volevo sentire da te come ci possiamo un attimo salvaguardare da queste false notizie che ci pervengono via WhatsApp, via non so, messaggini. Io in questo momento ho dovuto levare le notifiche, ho guardato, ho 25 notifiche di persone che in maniera convulsa continuano a mandarvi video che ricevono e li mandano senza controllare le fonti. Certo. Fake news vuol dire false notizie. Tu sei un comunicatore, tu vai nelle aziende a spiegare come presentare la propria azienda con i social. Cosa puoi dire ai nostri telespettatori di questo? Innanzitutto buona giornata a tutti da Campolongo di Cadore, appunto. Io sono soprattutto un giornalista e quando qualche anno fa gestivo la comunicazione della Banca Antonveneta, pensate che già all'epoca in una redazione economica arrivavano al giorno circa 300 comunicati e non c'erano i social, non c'era internet, eccetera. Quindi è chiaro che bisogna selezionare le fonti, cioè capire quali sono le fonti attendibili, perché ovviamente siamo subissati di informazioni. Adesso abbiamo la televisione, la radio, ovviamente i giornali, la carta stampata e poi abbiamo i social che imperversano, no? Da Facebook, Instagram, per cui se voi guardate la mole di informazioni che ci arrivano, praticamente è ingestibile. E allora bisogna fare una selezione, bisogna capire quali sono le fonti attendibili e basarsi poi su queste. È chiaro che è una scrematura che va fatta giorno per giorno e che quindi bisogna in qualche maniera affidarsi a chi sappiamo essere appunto attendibile. E se noi riscontriamo che una persona che conosciamo ci dice una cosa che poi non è vera, è chiaro che la volta dopo non la stiamo ad ascoltare con la stessa attenzione. Così è per un giornale, per una testata o per un messaggio o per un gruppo su WhatsApp. Se ci inonda di informazioni che poi verifichiamo che non sono utili per noi o peggio ancora sono false, non riscontrabili, è chiaro che non dobbiamo, dal mio punto di vista, perdere più tempo su questi canali, ma cercare qualcosa che invece sia attendibile. Senti, mi sentite? Sì, Allora, ecco, ho risolto il problema della doppia voce. Allora, Stefano, sì. Dunque, se io ricevo un messaggino che mi dice forse lo smog della pianura padana, visto che Padova è la quinta città più inquinata d'Italia e Torino è la prima, e Milano è la settima e Venezia è la sesta e così via, Treviso eccetera, eccetera. Forse lo smog, guarda che lo sto dicendo come forse, non sono uno scienziato, quindi lo sto dicendo una cosa braccia, potrebbe essere responsabile in alcuni momenti, quando c'è un'umidità eccetera, di una maggiore concentrazione di virus. Cosa succede? Che a questo punto io penso questo, lo spedisco con una foto di smog ad una persona via WhatsApp, questa persona lo prende, toglie, forse penso eccetera e diventa lo smog è responsabile. Questa è la fake news, questa cioè quello che pensa una persona qualsiasi e che non è stata ponderata, che non è stata, come si può dire, verificata, diventa la fake news, la falsa notizia. È questo che noi stiamo noi stiamo facendo, questa catena di Sant'Antonio, stiamo producendo tutto questo mondo. Certo, ma la prima domanda che ti devi fare quando ti arriva un messaggio di questo tipo è: chi lo dice? Io ad esempio elimino... Ecco, vediamo dove sei, scusami, finalmente è arrivata la cartina. Allora tu sei a destra di Cortina, in un paesino sperduto nelle Alpi in questo momento, che ha 800 abitanti e che con tanto Stefano di Cadore ne fa 2500, perché Campolongo
e 800 mi dicevi, giusto? Sì, 8,70 circa. Ah, ecco. Allora sei proprio vicino a Sappada, che poi adesso Sappada è sotto Friuli. Sì, 10 km da Sappada. Poi abbiamo Davide Pase, se tu vuoi intervenire, intervieni quando vuoi. Vai, continua. Siamo ospiti tuoi. Io sto ascoltando, quindi continua pure, che è una cosa che fa piacere. Prego. Prego, Stefano. Quindi la prima cosa, verificare qual è la fonte, chi lo ha detto, perché se quello che tu mi dicevi l'ha detto uno scienziato, io lo leggo con un certo tipo di attenzione. Se l'ha detto invece un passante, oppure peggio ancora, se l'ha detto un anonimo, è chiaro che lo guardo con minore attenzione, è meno affidabile. No? Non è proprio così, perché se io la ricevo da un gruppo di famiglia, di cugini, di fratelli, di amici, eccetera, io penso che quello l'abbia verificato, ma quello non l'ha verificato, l'ha solo girato e io a mia volta lo giro ad un altro. La verifica è una cosa difficile, è una cosa che ciascuno deve fare in autonomia. Io verifico che tu sia una fonte attendibile, a quel punto lì do una certa credibilità a quello che mi dici, ma se tu sei una fonte non attendibile, e io ti chiedo da chi l'hai saputo. Qualche giorno fa una persona mi ha scritto ci sono tante persone in Piazza delle Erbe a Padova. E l'abbiamo fatto vedere ed era vero comunque che c'erano persone. Ma era ancora qualche giorno fa, non era collegato a quello che è successo. Sì. E io so che questa persona abita in Pusteria, gli ho detto scusa, ma tu cosa ci fai a Padova? Cioè, tu dovresti essere a casa tua, no? E per me non era una fonte attendibile, perché una fonte attendibile sarebbe stato qualcuno sul posto che poteva in qualche maniera aver fatto un filmato, eccetera. Ma una persona che te lo dice da un'altra parte dell'Italia, è chiaro che è come il telefono senza fili, no? Si passano le informazioni, ma non si verificano. Quindi la verifica delle fonti, secondo me, è la prima cosa, la cosa più importante. Se l'ha detto il TG1 è chiaro che è un giornale che ha una certa... Però anche su questo, scusami Stefano, in questi giorni le stiamo vedendo di tutti i colori. Ogni giorno si dice una cosa e il giorno seguente o un'ora dopo si dice il contrario di quello che abbiamo visto. Cioè, parliamo del TG di Leonardo, parliamo del TG1 attendibilissimo e tutto quanto, ma anche le persone che parlano al TG1 che dicono che tale farmaco può essere utile, dopo 3 ore si viene a sapere che quel farmaco non è utile. Lo so, però ci troviamo di fronte a una situazione che non era mai accaduta prima, a una pandemia che ha delle dimensioni internazionali, mondiali, che prima non c'erano mai state, a dei casi che sono per certi numeri, per i numeri inspiegabili. Allora cosa bisogna fare? Bisogna continuare a monitorare le informazioni. Poi vedremo a distanza di tempo quelli che in qualche maniera erano più attendibili. Adesso il famoso picco, no? Doveva arrivare il fine in questi giorni. Sì. Adesso viene posticipato, addirittura ieri c'era un bellissimo articolo secondo me sul Corriere della Sera che diceva che il picco sarà diverso regione per regione, perché ogni regione è partita col coronavirus e con questa pandemia in tempi diversi, e quindi vedremo poi a cose fatte quali sono le testate che in qualche maniera... Posso fare una piccola parentesi, Stefano? Faccio una piccola parentesi. Abbiamo pronto quel video che facciamo vedere le montagne, perché tutti noi amiamo rilassarci. Chiedo al comandante regista se ha pronto il video di Campolongo di Cadore che tu hai girato domenica. Lì sono tutti bravi, nessuno girava, si vedono queste Dolomiti attorno meravigliose, e Davide Pase è una località bellissima, soprattutto per l'estate, penso, no? Secondo me sia per l'estate sia anche per l'inverno, se poi dopo c'è stata c'è la neve che arriva a trovarci. Allora, qualche secondo che adesso la nostra regia ci manda subito il video e così possiamo anche commentarlo assieme, insomma, vederlo proprio assieme. Che sono... Io, siccome la si sente il Piave che mormora, come nella canzone, che tende, io direi di fare un attimo di silenzio, perché si sente proprio la rivincita della natura, si sente il Piave, questo torrentizio, è un torrente ancora del Piave, no? Oggi, Titano, oggi ti sento purtroppo e ti vedo molto, molto a scatti. È la rete chiaramente. Allora, vediamo se riesce. No, è indipendente, Titano, fermatela, è indipendente dal discorso microfono o cose varie. E se vogliamo farlo ti devi collegare con il telefonino, perché sennò diventa
una cosa molto quindi ci chiami al nostro numero, questo qui allo 049 7800 204, ci chiami col telefono e rimaniamo sempre in video, perché il collegamento con il dottor Stefano lo vedo benissimo e sento bene, con te invece probabilmente è la linea. Comandante, come siamo messi con il servizio? Perfetto, pochi secondi ed è pronto anche il servizio. Intanto facciamo far sì che Titano si colleghi via telefono. Eccolo qua, sento già che sta arrivando la telefonata, così almeno possiamo sentire la voce sua in modo... Eccomi qua, mi sentite bene? Sì, no, adesso ti sentiamo bene. Perfetto Titano, ottimo, risolto il problema. Scusami. No, ma è indipendente, tu sai che la rete oggi va in congestione, quindi... sì, perché mi avevano dato anche più giga. Sì, ma non solo i giga, è proprio la rete che è in congestione, quindi va da, chiamiamolo rione, succede, nessun problema. Nessun problema, abbiamo lo stesso il telefono, che sai che dice il telefono la tua voce. Allora, intanto continuiamo a parlare proprio con il dottor Stefano. Tu devi sapere, Davide Pase, che lui ha scritto 15 libri. Uno dedicato a Papa Giovanni Paolo II. E anche una montagna olimpica. Ecco, poi volevo far vedere il suo sito, eccetera. Allora, quello dedicato a Papa Giovanni Paolo II è perché Papa Giovanni Paolo II, quasi come un marziano a quel tempo, nell'87, è capitato nella sua zona. E cosa è successo in quel momento con le guide alpine, con chi doveva far da mangiare e che si è trovato il Papa vicino? È stato un evento, come è difficile adesso immaginarlo, no? Perché il Papa adesso lo vediamo molto più vicino, lo vediamo che telefona, vediamo che twitta, vediamo che è molto più presente in televisione, mentre all'epoca ovviamente avere il Papa vicino di casa in montagna era un evento abbastanza straordinario. Considerate che il Papa poi girava molto per i sentieri, aveva questa passione per la montagna e anche per le scalate, quindi ci sono stati dei montanari residenti qua in Cadore che se lo sono visti arrivare come se fosse un normale turista, ecco. Allora, e quindi tu hai intervistato queste persone che l'hanno incontrato, hai fatto un libro su questo? Sì, ho trovato 20 persone che hanno incontrato il Papa, iniziando dalla cuoca che cucinò per lui per un grande pranzo che c'è stato in Val Visdende, e da lì ho ricostruito queste memorie e ho chiamato il libro Il ricordo e l'emozione, perché tutte queste 20 persone mi parlavano del Papa come se fosse ancora lì presente accanto a loro. C'era una persona che aveva un carisma notevolissimo, aveva una grande semplicità, girava con la giacca a vento e gli scarponi da montagna, aveva la capacità di entrare in contatto. Ecco il video, ecco il video. Scusami Stefano, ecco qua il video. Tu sei qui, questo è il Piave. Sì. Guarda che meraviglia. Senti l'acqua. Sì, sentiamo infatti l'acqua che scorre. Quindi senti gli uccellini. Sì. È un posto magnifico, molto bello, suggestivo, che ti prende, insomma. Poi sai cosa volevo farvi notare? Il silenzio della montagna, perché pur non essendo in alta montagna, qui a che altitudine sei? 1300? Quanto sei, Stefano? 900 metri. 900 metri. Si sente il silenzio della montagna perché non ci sono macchine, non c'è nessuno in questo momento, vero Stefano? Zero. Sì, ci sono solo i residenti, come vedete i residenti poi stanno nelle loro abitazioni secondo quelle che sono le normative ultime, le ordinanze che sono state fatte dalla regione. Questo è Santo Stefano di Cadore, invece il capoluogo, e questa è la piazza centrale, piazza Roma. Ecco, vi abbiamo portato a Venezia, vi abbiamo portato ad Asiago e oggi vi portiamo a Santo Stefano di Cadore. Però vedi, allora, il rispetto, Titano, vedi che c'è il rispetto del decreto, ma il rispetto anche di noi stessi, quindi è segno di intelligenza, cioè ancora una volta dimostriamo che siamo intelligenti, che ci vogliamo bene e che soprattutto teniamo fuori il coronavirus. Sì. Grazie Davide Maggiolo. Senti Stefano, noi ti dobbiamo salutare però perché vedo che siamo lunghissimi, abbiamo la pillola dell'estetista adesso che deve andare in onda. Una montagna olimpica è dedicata invece a tutto il mondo dell'imprenditoria che gira attorno al turismo.
Sì, ci sono storie di montagna, ecco, storie di attività economiche, storie di personaggi della montagna. Perché tu hai scritto libri anche su latte busche, hai scritto libri su grandi imprese. Certo, anche libri sulle aziende, ma volevo, se ho un secondo... Sì? Un secondo solo abbiamo perché siamo già fuori di 10 minuti. No, prego, facciamolo parlare. Prego Stefano. Sì. Grazie Davide. Molto semplice, guardate la bellezza di questi posti e pensateci la prossima estate quando dovete decidere dove andare a fare le vostre vacanze. Grazie Stefano, grazie infinite. Allora, dottor Stefano Vietina, sul tuo sito ci sono tanti articoli dedicati al mondo della montagna, all'imprenditoria di montagna, all'occhialeria che ha decentrato tutti questi problemi, al turismo e anche adesso sul Papa che abbiamo detto. Questo è un po' il tuo sito, si vedono tutti i tuoi libri, dottor Stefano Vietina, e guardate, c'è perfino un thriller qui, Il mare innocente, tu parli di un thriller lì, cos'è questo thriller? Sì, questi sono i tuoi incontri con i studenti. Presentazioni di libri e quindi ci sono anche queste cose, ma se volete, poi sapete che io sono qua in montagna, quando volete fare un collegamento ci sentiamo ben volentieri. Lo faremo, approfondiamo qualche argomento che vi può interessare. Grazie. Nel tuo esilio dorato, grazie, ciao Stefano. Grazie dottor Stefano, grazie infinite. Ciao, adesso, Titano, grazie infinite. Prima di collegarci con la nostra Marta Mancini, ci facciamo una pausa musicale, ci vuole perché un po' di musica